Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Allora, vediamo un pochettino quello che sta succedendo. Ho visto che i video vi stanno piacendo tanto ragazzi, ho visto che ci sono però parecchi problemi a livello della nostra città, per quanto riguarda la nostra città, che risolveremo al più presto. Ho letto qualche vostro commento e il problema dell'acqua adesso lo risolveremo. Allora, per quanto riguarda l'acqua, no? Qualcuno di voi mi ha detto che questa zona è inquinata perché ho posizionato, come dire, le trivelle in una zona inquinata. Questa ragazzi non è una zona inquinata, come potete vedere, è una zona abbastanza pulita. Ovviamente la contaminazione per adesso è quasi inesistente. Per quanto riguarda le altre zone non c'è inquinamento a livello delle falde acquifere, da queste parti neanche, quindi per quanto riguarda l'inquinamento dell'acqua non ci sono problemi. Il fatto è che dovremmo portare l'acqua al piano di sopra per evitare questo dislivello e favorire un po' la raccolta. Ecco, potremmo collocare queste due magari da questa parte in modo tale da sfruttare meglio il tutto. Stavo pensando ragazzi di creare la nuova regione al più presto con tutti voi. Diciamo appunto nei prossimi giorni vedremo di crearla. Il problema è uno: io vorrei diciamo creare una regione con 16 città, non mi stancherò mai di ripeterlo, ma con 16 città attive, in modo tale da riuscire ad avviare una vera e propria competizione. Ho visto i vostri nomi origine ragazzi, adesso vedrò un pochino di aggiungere agli amici tutti e di cancellare quelli vecchi, diciamo che non si collegano più da tanto tempo. Ma quindi una cosa veramente importante ragazzi, veramente entrate nella partita solo se io non voglio diciamo attivare la modalità invita amici, perché in quel modo selezionerei io le persone, non va bene. Quindi voglio attuare sempre diciamo la modalità libera. Però se volete entrare mi raccomando entrate, però siate attivi almeno una volta al giorno, perché altrimenti poi la regione si blocca a un certo livello e non si riesce più ad andare avanti e la partita ovviamente non ha senso, perché se sono attive 3 città su 16, 4 su 16 è inutile farla. Quindi mi raccomando, se volete entrare dovete essere attivi. Allora, perché ovviamente poi ci sono tante altre persone che vogliono giocare e dicono: ah, quello è fermo da 5 giorni, la città è abbandonata, quello non va, lo so. Quindi per cortesia vedete di entrare se volete giocare veramente ed essere attivi. Benissimo, allora vediamo un po' cosa sta succedendo. A livello energetico andiamo bene o no? Edifici non alimentati, che l'energia non riesce a salire la montagna neanche stavolta, non ci credo, dai. Vediamo un po' alla regione. Stiamo comprando tutta l'energia possibile. Aumentiamo un po' la velocità. Ops, qua purtroppo io ho il cavo. Ecco qua, sono riuscito a sistemarlo un attimo. Allora, cosa stavamo dicendo? Per quanto riguarda l'energia, ecco, perfetto, ci sono degli edifici non alimentati che come al solito è sempre questo deposito commerciale. L'energia si ferma in questo tratto di strada. Comunque, quanta ne produciamo? Vediamo un po'. 225 su 261 necessaria. Ne compriamo un po' dalle altre regioni, però adesso è arrivata, come potete vedere. Serve acqua. Allora ragazzi, risolviamo questo problema. Innanzitutto andrei io ad eliminare queste pompe dell'acqua ormai asciutte. Dove erano? Eccole qua. Vediamo un po', appunto. Oppure no, lasciamole un attimo e andiamo a raccogliere per adesso l'acqua che si trova qua in alto. Queste zone, questa zona vediamo di utilizzarla per bene. Ok, ne mettiamo 3 e vediamo come va ragazzi. Ok, sicuramente sacrificheremo un po' l'espansione di questa zona, però è importante raccogliere l'acqua. Allora, vediamo un po' se siamo riusciti a distribuirla per bene all'intera regione. Ci serve acqua. Adesso il dislivello ragazzi è stato superato, perché potete vedere le pompe ormai sono entrate in funzione. Ecco, stanno per raggiungere il massimo regime e adesso l'acqua deve arrivare, quindi è in funzione. Perfetto, il dislivello è stato superato. Abbiamo recuperato anche un bel po' di denari a livello orario. Per quanto riguarda la criminalità, riusciamo a gestirla, anche se abbiamo sempre 6 crimini commessi al giorno, una frequenza davvero molto elevata a livello di catture. Però non voglio aggiungere altre auto della polizia. Ci siamo fermati un po' a 118.000 abitanti. Per quanto riguarda la trivellazione, il deposito è pieno. Al solito problemi di traffico per quanto riguarda il nostro... Che cos'è questo? Il deposito di risorse è pieno? Ma come? Il deposito risorse è pieno? Ma che stiamo dicendo? Non c'è niente in stoccaggio, c'è la metà.
Comunque, per quanto riguarda il traffico, credo che la situazione sia migliorata notevolmente. Abbiamo tantissimi pendolari, esistono anche gli aerei, mi avete detto. Infatti, giusto, per cercare di esportare tutto molto più rapidamente, ma per adesso no. Stavo pensando a un'altra cosa. Vediamo a livello di traffico come siamo messi. Vediamo le strade. Ecco, il traffico riesce a scorrere tranquillamente. Ovviamente è sera, è luna di notte, però un po' a entrare in città c'è qualche problema. Ma ovviamente queste strade, si sanno, sono sempre molto piene. Allora, per quanto riguarda la scuola, gli studenti stanno aumentando, la felicità sta aumentando. Vediamo chi si lamenta. I residenti odiano un po' l'inquinamento, ma c'è troppa criminalità, i popolatori non sono io abbastanza, ma ovviamente a livello di ospedale stiamo funzionando alla grande. Allora, vediamo a livello di espansione di residenze come siamo. Vediamo qua cosa dicono. Perfetto, qua stanno crescendo piano piano, qui si sta andando proprio per bene. Ok, per adesso lasciamo così tutto. Qualcuno mi ha detto appunto di sfruttare le acque reflue per raccogliere l'acqua nuovamente. Io non lo voglio fare, ragazzi. Questa qua la lasciamo chiusa qui. Al massimo la demoliamo per sfruttare questa zona in altro modo. Allora, vediamo un po' come va invece l'evoluzione professionale delle fabbriche. Come potete vedere, la Tullius Manufacturing si è evoluta, diciamo, al secondo livello tecnologico. Diciamo, adesso riescono a inquinare leggermente meno. È importante aggiungere nuove classi per quanto riguarda la zona. Espandiamo un po' la zona professionale, ragazzi. Aggiungiamo una nuova aula per studenti per cercare di migliorare il livello delle nostre infrastrutture. Per quanto riguarda lo smaltimento rifiuti, stiamo comprando un po' di non mi ricordo il nome di control net da fuori per bruciare la spazzatura. Non abbiamo inquinamento, ragazzi, quindi va tutto al meglio. Per quanto riguarda il carbone, riusciamo a estrarre tutto alla grande. Come potete vedere, 105 tonnellate al giorno. Il fatto è che volevo sbloccare queste trivelle. Però qua è il problema è che abbiamo bisogno di una divisione Omega Co attiva nella regione. Non abbiamo neanche un briciolo di minerale, però potremmo, ragazzi, iniziare. Abbiamo un ottimo budget per acquistare minerali e potremmo avviare questa storia dell'Omega Co. Prima di avviare la storia dell'Omega Co volevo migliorare tutte le fabbriche e portarle al massimo livello tecnologico. Le fabbriche credo che vanno bene. Qua possiamo aggiungerne qualche altra, forse. No, qua il terreno è troppo scosceso. Ecco, qua forse riusciamo a mettere una fabbrica, perfetto. C'era ancora un pezzettino che potevamo riempire. Questa zona va bene. Ok, che dice qua? Dimentica le strade, una pista da trasporto pesante del deposito commerciale per trasportare la merce sfruttando il cielo, veramente? Una pista per VTOL da trasporto pesante sul deposito commerciale ci permetterà... Ah, giusto, me l'ero dimenticato. Meno male, allora, per quanto... forse è questa. Pista per il trasporto pesante. Evita le strade, spedisci risorse con il VTOL da trasporto pesante. Infatti, interessante, potremmo usarla per cercare di sfruttare tutto al meglio. Infatti, vediamo di farlo. Mettiamola per esempio qui. Vediamo che succede. Il trasporto pesante. Ok. Qualcuno di voi mi ha detto se si vuole esportare il petrolio nella zona della grande opera. Ecco, abbiamo esportato un bel po' di barili, come potete vedere. Serve tenerlo, come dire, a livello locale. E ovviamente dobbiamo attendere che tutto entri a livello regolare. C'è ancora un po' di traffico. A livello di educazione stiamo migliorando. Vediamo quanti sono gli studenti. 660, perfetto, su 1000. Perfetto, queste cliniche sono chiuse per via della nostra espansione a livello ospedaliero. Vorrei che queste case riuscissero a guadagnare a livello di reddito, ma come mai non si stanno evolvendo? Ah, ecco, migliora le strade per aumentare la densità. C'è qualche strada che non abbiamo migliorato. Ecco qua, media densità. Ci siamo. Ecco, nelle ore di punta il traffico potete vedere che è leggermente elevato, però va un po' meglio. Gli incendi da materiali tossici ancora. Ma noi abbiamo posizionato la... come dire... Ecco che sta partendo, ragazzi, il nostro camioncino. La caserma... Ecco, dov'è? È partito, aspettate. Dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Andiamo qua. Deve essere qua il camioncino dei pompieri.
Deve arrivare. L'abbiamo comprata apposta, la struttura per gli incendi industriali. Dov'è? Eccolo qua. Il garage per mezzi NBCR. Voglio vedere dov'è il mio mezzo NBCR. Non si può vedere? Dov'è, maledizione? Deve arrivare, l'abbiamo comprato. Vediamo un po', deve essere da queste parti. Il mezzo NBCR. Forza, amico mio. Ti serve un mezzo, l'abbiamo comprato. Vediamo un po', forse sono dietro. Dai, ragazzi, dove siete? Qua c'è anche una scuola davanti, non può esplodere una fabbrica di questa grandezza. Dov'è? Eccolo che arriva! Ed arriva il mezzo NBCR, attenzione. Gianfranco Florio, vediamo se riesce a spegnere questo incendio. Vai, amico mio. Eccolo qua. Forza, con quella manichetta, apri quell'idrante. Vediamo se riescono a spegnere tutto. Ho capito, è un incendio. Vediamo se si muovono. Qua c'è questo che non li fa passare. Dai, dove sono andati? Hanno spento? Ce l'hanno fatta, ragazzi. Siamo riusciti a estinguere un incendio tossico. Abbiamo guadagnato una medaglietta. Il distintivo dei ranger urbani abbiamo preso. Perfetto. E abbiamo distrutto. Abbiamo quindi come dire, sventato l'incendio. Siamo riusciti a placarlo. E adesso cosa dovevamo fare? Io direi, ragazzi, di iniziare un pochettino già a raffinare un po' di petrolio per riuscire ad avere un po' di carburante. Quindi allora, innanzitutto mettiamo. Allora, dobbiamo deciderci se facciamo un calcolo. Se io attivo la raffineria, vado a spendere a livello orario quanto? La raffineria, vediamo quanto costa. $700 l'ora. Ok. Se invece metto la fabbrica di Omega Co. Dov'è? Fabbrica di Omega Co. Fabbrica di Omega Co. Dov'era? Eccola. Andrei a spendere $100 l'ora. Però ovviamente dobbiamo comprare i minerali. E la fabbrica di Omega Co ci permetterà quindi di sfruttare anche tanti altri vantaggi, che l'Omega Co ci aiuta anche a livello urbano. Però Omega Co c'era qualcosa che puzzava, diciamo, non andava bene. Ci dovevamo comprare i minerali e poi questo Omega Co. Ecco a cosa ci serviva. Con la divisione poi di Omega Co saremmo riusciti a posizionare i potenziamenti per l'estrazione e quindi riuscire a fare tutto in maniera più rapida. Allora, ragazzi, decidiamo che facciamo Omega Co oppure raffineria di petrolio. La fabbrica di Omega Co potrebbe essere molto interessante, quindi per farla, tanto leggiamo, dovrebbero accogliere meraviglia a braccia aperte, richiede una fabbrica per la produzione. Allora, mi aiuta a fare fortuna dal petrolio greggio e dai minerali grezzi, accumula un sacco di similioni trasformando le fabbriche in negozi della città delle ore in franchising, riducono il traffico. Ragazzi, tentiamo, dai, magari la distruggiamo e annulliamo tutto e proviamo con la raffineria. Allora, però ci serve un deposito innanzitutto per raccogliere i minerali, quindi aggiungiamo un altro deposito commerciale da queste parti e aggiungiamo immediatamente una zona di stoccaggio per i minerali grezzi. Ecco qua, che andremo ad acquistare dall'estero, a importarli immediatamente e a mettere quindi una bella fabbrica di Omega Co magari in una zona. Questa clinica la rimuoviamo visto che non ci serve grazie all'ospedale. Andiamo a mettere la nostra fabbrica di Omega. Non so se deve stare vicino alle industrie. Mi sembra di no, però. Aspettate, ragazzi, questo Aquapark lo eliminiamo e mettiamo la nostra fabbrica di Omega Co. Dov'è? Qua. Crea inquinamento per una fabbrica di Omega Co, giusto? Le persone qui che fanno? Qua sotto la posso mettere? No, non c'è posto. Qua ci sono le zone per il prelievo dell'acqua, che credo che siano indispensabili. Vediamo un po'. Sono indispensabili purtroppo. Oppure no. C'è qualche altra zona dove possiamo raccogliere l'acqua? Vediamo un po'. Qua c'è tantissima acqua che non credo possiamo sfruttare. Anzi sì, possiamo sfruttare. Wow. E qua c'è una stradina. Vediamo, dov'è la strada? Possiamo metterla lì? Benissimo. Mettiamola allora. Andiamo ad aggiungere. Questo non possiamo, vogliamo troppo. Però possiamo farlo. Per esempio uno qua, uno qua. Questi ci aiutano. Non tanto, però aiutano a prendere un po' d'acqua. Proprio vicino alla sopra la galleria. Benissimo. Ok.
Adesso forse posso spegnerne un paio. Vediamo, succede qualcosa? Succede qualcosa? Va bene. Però la fabbrica di Megaco credo che richiederà un po' di acqua. Speriamo ragazzi di andare e riuscire a collocare tutto tranquillamente. Fabbrica di Omega Co qui per evitare un po' di inquinamento. Acqua, 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 come siamo? 3.1. Non ne richiedeva tanto, quindi possiamo rimettere la nostra pompa. Allora, abbiamo bisogno di barili, tonnellate di minerali e iniziare a lavorare. Quindi, a livello di minerali come siamo messi? Già 30 tonnellate sono arrivate. Il camion delle consegne è uno solo. Anzi, ne mettiamo due, uno per trasportare e uno per esportare. L'Omega Co ci servirà quindi per le nostre industrie che si stanno evolvendo. Abbiamo già 1200 studenti. Ora portiamo anche il petrolio che è qua stoccato. Le casse merci, gli affari vanno bene, vero? Sì. A livello energetico ci siamo. La fabbrica a breve inizierà a lavorare. Il petrolio già è arrivato. Arrivano i minerali, credo. Dove sono i minerali? Dovranno partire a breve. Vediamo se arrivano. Le casse sono qua su. C'è un po' di traffico. Vediamo se riesco a vedere l'icona dei minerali, ragazzi, che arrivano. Devono trasportarli. Ah, ecco, ne hanno presi 20 tonnellate e li stanno portando nella fabbrica di Omega Co. Vediamo un po'. Dovranno sicuramente portarli al più presto. A livello di crimini commessi al giorno, come siamo messi? 6. Mi sa che la città sta diventando un po' intrattabile. Servirebbe un elicottero della polizia, però costa... Ecco, infatti. Quindi per adesso cerchiamo di entrare a regime con questa fabbrica. Vediamo se riescono a portare... Ah, ma giusto, ma qua adesso bisogna espandere. Vabbè, mi sa che sacrificheremo un paio di industrie qua. Ne sacrificheremo una almeno. Me l'ero dimenticato.